Buonasera a tutti, mi presento, sono Tiziana Trevisan e di qualità di Presidente dell'USCI provinciale di Gorizia vi do il benvenuto a questo evento corale, questo evento sacro denominato Notte d'estate. L'evento che da alcuni anni è organizzato dall'USCI provinciale di Gorizia in collaborazione con l'USCI regionale del Friuli Venezia Giulia al Comune di Grado e alla parrocchia qui della Basilica di Santa Eufemia, è un momento, e vuole essere un momento di incontro corale di fine estate tra coristi e musicisti per proporre al vasto pubblico locale e turistico una rassegna di brani sacri cantati in questo luogo di straordinaria bellezza architettonica e di gradevole armonia sonora. In questa stupenda cornice, quale la Basilica appunto di Santa Eufemia, che come saprete si trova presso il campo dei Patriarchi, qui sito nella città vecchia di Grado, i cori presenti questa sera proporranno musiche e canti sacri, composti da diversi ed importanti autori e compositori. Il programma lo potete anche seguire sulle brochure di sala che avete trovato qui sui banchi. Ringraziamo la parrocchia di Grado e nello specifico Don Michele Centon, signor che questa sera io l'ho incontrato, ci ho parlato, ho chiesto per cortesia a Don Centon rimanga con noi a sentire un po' di musica sacra. E lui mi ha risposto che sarebbe rimasto volentieri, ma altri impegni lo hanno portato via
celebrate, come to the music, celebrate, celebrate, come to the dance, celebrate, celebrate, sing hallelujah, celebrate, celebrate, clap your hands, celebrate, celebrate, come to the music, celebrate, 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 clap your hands, come to the music and let hallelujah surround you. Sing to the music and let angels and angels round. Sing goes on.
musicale tastigliero fino allo Fine Figlie di Ottolini, un programma di polifonia contemporanea in cui ho cercato proprio di creare un percorso di fusione corale. Grazie maestro per la tua spiegazione. Allora a questo punto diamo ascolto al coro Esorzio, che è il gruppo vocale giovanile San Piero di Esorzio, Gorizia.
da Valentina Salucci. Grazie. E mentre il coro ci lascia, noi lasciamo il posto e chiediamo al gruppo polifonico caprese di Caprera del Friuli Gorizia di entrare per esibirsi nei loro canti. Ecco, allora il gruppo polifonico Caprera del Friuli.
ma lei è di grande esperienza, ci aiuta e ci sostiene, per cui grazie Marinella di essere qui. Rinnovo il ringraziamento a tutti voi presenti, grazie per la vostra pazienza e la vostra disponibilità ad ascoltare queste sacre musiche. Noi rinnoviamo l'invito a partecipare al prossimo anno, ringraziamo i cori di aver aderito a questa iniziativa e ovviamente di nuovo alla parrocchia, al comune che ci sostiene e ci aiuta. Grazie, buona serata.